l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Semplificazioni, valorizzazione delle eccellenze e incentivi su misura per le imprese artigiane sono le richieste avanzate da Confartigianato in vista della definizione della prima legge quadro regionale per il settore. All'incontro, che ha dato avvio all'iter per la costruzione della proposta di legge, con l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato ha preso parte, per Confartigianato Veneto, il presidente Agostino Bonomo. Soddisfazione da parte sua per i contenuti che coniugano la tutela del variegato mondo dell'artigianato artistico e tradizionale con la necessaria apertura all'innovazione e alla ricerca. Tra i punti qualificanti che recepiscono le proposte di Confartigianato, Bonomo ricorda l'attenzione al rapporto con le scuole e l'università per favorire la contaminazione tra conoscenza scientifica e mondo dell'artigianato, la spinta all'utilizzo delle tecnologie digitali, la semplificazione di tutti gli adempimenti e oneri a carico delle imprese sia in fase di avvio che di successiva gestione, la promozione con interventi specifici. Ma soprattutto, ha sottolineato Bonomo, abbiamo apprezzato l'istituzione di un fondo per lo sviluppo dell'artigianato veneto che sarà caratterizzato da una dotazione finanziaria cospicua, si parla di uno stanziamento di 20 milioni, e nel quale confluiranno le risorse destinate ad interventi a favore delle imprese, oltre che per agevolare l'accesso al credito. Ora l'auspicio è che l'iter sia rapido e si arrivi ad un provvedimento che trovi maggioranza e opposizioni concordi ad approvare il testo in Consiglio, dopo il necessario passaggio in Giunta.